Perdono in nome degli accademici. Credo che qui ci sia soltanto un accademico. Ma non ci sono gli accademici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cannes, non ci sono gli accademici della Facoltà di Magistero dell'Università di Sassari. Eppure ci sarebbe bisogno di questi accademici, perché questa legge sulla cultura e la lingua sarda che si vuole rappresentare fa largo spazio agli accademici. Gli accademici sono quelli. C'è la proposta di un'accademia della lingua, c'è la proposta di un osservatorio fatto di scienziati della lingua, quindi nuovamente degli accademici. Però c'è un'assenza degli accademici, c'è un vuoto dell'accademia in questa assemblea. Possono essere diverse i fattori, le circostanze, che non sia stata una puntuale informazione delle accademie sassarese e caralitane. Ci può essere invece una situazione di pigrizia, di negligenza, anche di opposizione che c'era una volta da parte di accademici della Facoltà di Lettere e di Filosofia dell'Ateneo Cogliaritano e da parte degli accademici della Facoltà di Magistero o la Facoltà di Lettere dell'Ateneo Sassarese. Quindi mancherebbe, se io dovessi ragionare su questo, non voglierei chiamarlo convegno, ma seminario. Questo è un seminario che comincia e andrà a un convegno, perché le cose che sono state proposte sono tante e di tante qualità e di tanta importanza, di tante difficoltà, che hanno bisogno di una riflessione più attenta, approfondita, di proposte più razionali per praticare quella che fino ad oggi è stata una teoria. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Perché se la lingua e la cultura sarda vuole vincere, siamo ancora in una situazione di battaglia. Siamo ancora in una situazione di battaglia, di contraddizione, chiamiamola pure così, in una situazione più morbida, no? Così come si dice, con metodi di pensiero deboli, ma siamo in una situazione in cui è necessaria una collaborazione tra le istituzioni da una parte e della società civile dall'altra parte, che qui è rappresentata da un'associazione culturale, più associazioni culturali, ed è rappresentata da insegnanti delle scuole elementari, da insegnanti delle scuole medie, e però non è rappresentata, tranne una persona, una mosca, una singola entità stamattina, parlando di storia, dagli accademici, caralitana e sassarese. E questo io lo prospetto, perché questo può essere un elemento di difficoltà. Cioè, se noi non abbiamo la sicurezza che andiamo avanti in concerto, no? Istituzioni e società civile che ci abbraccia tutti quanti, no? Noi sardi, questo poniamocelo come problema da mandare ancora avanti, da vincere. Seconda cosa, io sul discorso di regole sono d'accordo soltanto su un punto, per il resto mi permetto di dissentire, perché ritengo che una battaglia non si vinca con iniziative d'assalto in una situazione di questo genere, ma si deve vincere con una guerra tattica, no? Che ha i suoi tempi lunghi per vedere una vittoria. E quindi le esperienze che si stanno facendo sono state proposte dagli insegnanti, meritorie, degne di plauso, a mia vista vanno tenute in conto e sono importanti, per non dire fondamentali, in questo momento, che è un momento di azione che deve continuare, perché la definizione sarà lontana. Però ha ragione in un punto. Ha ragione quando dice che io non avrei usato che noi abbiamo uno Stato debole. Attenzione, questo Stato non è debole, anzi
sta diventando un stato più forte in questo momento. Se io dovessi fare certe considerazioni, anche il fatto di cultura, ma non voglio farle per non entrare in un discorso che passa dal discorso culturale e parte al discorso politico. Io qui non voglio assolutamente affrontare, non perché la politica sia una categoria dannosa o da condannare, o che sia soltanto la tecnica, la categoria che oggi deve vincere, non in questo senso, perché non è opportuno in questo momento. Però noi siamo in presenza di una cultura debole, di una nostra cultura cosiddetta nazionale debole, e che forse non è soltanto la nostra cultura nazionale debole, è una cultura debole europea. La cultura vincente in questo momento, no? Che si esprime anche attraverso certe, e tale che qui torna nuovamente il discorso politico, no? Di certe formazioni, è la cultura della televisione. Questa è la cultura oggi dominante. Però non mi pare vero o realizzabile una vittoria nella nostra, diciamo, gara, ecco, vorrei usare questo termine più eufemistico, per la vittoria della lingua e della cultura sarda, ritenere che questa cultura debole ci metta in condizione di poter vincere la nostra battaglia con una cultura sarda forte, che deve diventare una cultura e una lingua sarda forte, perché in questo momento non lo è ancora, deve diventare forte. E vorrei non continuare in questo discorso, diciamo, come dire, in un certo modo filosofico, teorico, per tornare invece al discorso pratico di quello che si sta facendo in questo momento. Perché la lingua per me va bene, bisogna riprodurla, questa lingua, forse in termini differenti, perché bisogna pure razionalizzare una situazione, dare anche un'attività giuridica alla lingua, alla cultura sarda, un riconoscimento, no? Anche a livello altri di questa situazione. E però noi oggi dobbiamo lavorare con tutti i mezzi, in tutte le forme, con tutti gli apporti, con tutti i marchingegni possibili, usando tutto per questa lingua. Nello specifico delle sperimentazioni che ci sono state offerte, io non sono francamente in grado di poterle giudicare. Non sono un sociologo, non sono un antropologo culturale, non sono un psicologo, sono un archeologo, sono uno studioso di tempi lontani, no? Della memoria lunga. Attenti che questa memoria lunga è importante, no? Perché se noi perdiamo il senso e la coscienza della memoria lunga, di una storia lunga, profonda, importante, fondamentale, competitiva una volta, noi non la vinciamo questa battaglia oggi, nel mondo di oggi, in questo mondo che tende all'omologazione, ad essere tutti uguali. Noi non la vinciamo, non la possiamo vincere se non abbiamo anche l'argomento profondo, diciamo essenziale della memoria lunga, di una storia profonda, importante, fondamentale, libera di un tempo. Attenzione, questo deve essere presente a mio avviso. E allora anche il discorso che faceva stamane non c'è stato un dibattito sull'argomento di storia. Ma io non sono tanto convinto che di rinunziare alla storia che continua, alla storia che va dalle origini e viene fino ad oggi, perché ci sono due storie, no? Due correnti di storia. Una è la storia degli eventi, quella che appare, che si studia nelle scuole, perché si studia soltanto la storia degli eventi nelle scuole, che a mio avviso è la storia superficiale, no? Quella visibile, non sempre trasparente, cattiva a volte, tremendamente cattiva a volte nel suo succedere, ma c'è una storia profonda, c'è una storia profonda, diciamo, dell'anima dei popoli, che vengono da lontano, ed è una storia sotterranea, no? Che cammina per canali sotterranei, ma che dura, che continua. In questa storia profonda non ci sono processi
di separazione, di frantumazione e di rimozione del passato, tipo giacobino. Io non sono per una storia vista come la si vede con l'ideologia giacobina, sono invece per una storia della continuità. Questa storia della continuità è assolutamente necessaria e quindi la memoria del profondo, la memoria lunga, deve essere una delle basi costituenti di questa battaglia per la lingua e la cultura sarda. Nello specifico, ripeto, che io non posso, mi dolgo di non poterlo afferrare completamente questo vostro discorso. Mi piace soprattutto che siano state le donne a proporlo, perché probabilmente le donne, anzi certamente le donne, no? Il fatto di educazione, sono anche mamme, alcune di esse probabilmente, che la portano questa educazione prima che nella scuola delle loro famiglie, credo che siano più capaci, abbiano più senso e coscienza della loro natura di proporre le cose che loro hanno proposto in linea didattica. Se io dovessi fare il confronto tra le due ipotesi, fra i due modelli in fondo, o proposte di modelli, io sono d'accordo con quando dicevano le signore, non so come chiamavano, non so se siete signore, per me sono tutte siete tutte signore, no? Come dicevano loro. Per noi siete tutte signore. Ecco, sono d'accordo con voi che non ci devono essere dei modelli. Ah, guai ai modelli, guai ai modelli, guai ai modelli. Se sono soprattutto precettivi, se sono soprattutto questi modelli americani, questo imperialismo americano di modelli, no? Che ci sta arrivando e che noi stiamo assumendo senza alcun spirito critico, così come c'è un marketing. Una botteguccia e si chiama marketing. Tremendo questo veramente è una rimozione, no? Della nostra cultura, della cultura sarda, ma diciamo anche della cultura italiana. O diciamo, ecco qui io anzi di un altro discorso, no? Stamani diceva lo storico, parlava di Procacci, però Procacci è quello storico che ha scritto la storia degli italiani, ha scritto non la storia d'Italia, ma ha scritto la storia degli italiani, perché la storia attuale è storia degli italiani, è storia di tutte quelle culture, no? Che dalle origini fino ad oggi, in questa terra che oggi si chiama Italia, che è lo Stato italiano, è una storia di tante culture, diverse, differenziate, che ancora esistono e che sono tutte importanti. La storia delle regioni, la storia delle comunità e così via. Quindi in questo senso la storia deve appartenere all'esame delle storie locali. Probabilmente la ricchezza di questa storia d'Italia consiste nel fatto che è un accumulo, un somma di questi tanti patrimoni, di tante regioni italiane, di tante comunità che hanno operato, faticato, lavorato, sofferto per millenni e per secoli in questa terra che oggi si chiama Italia. Ecco, queste cose volevo dirvi e nient'altro, alla fine, se mi consentite. E non posso entrare nel discorso di ieri sulla Chiesa che non abbiamo approfondito. A me è parso di notare un'inclinazione, così una propensione del clero italiano che è stata manifestata qui in questa sede, un'attenzione direi anche importante, profonda, attenta della Chiesa sarda, e però che ha anche accennato alle sue difficoltà, alle sue gravi difficoltà. Perché quando si parla di messa, attenti, nella messa c'è il cuore della messa, no? Che è quello che si dice accanto, che è il mistero profondo, mistero sul serio, e probabilmente era il latino, a mio avviso, che rappresentava veramente questo mistero. Il fatto stesso che il mistero non era capito era mistero. Io non voglio entrare in una polemica, però non vorrei passare per quel famoso vescovo, eccetera, eccetera, però il latino mistero che
le nostre donne, anche noi, i miei genitori, i miei nonni non capivano perché era mistero, era grande quanto era mistero, ma poi c'era tutta l'altra parte della messa, no? Ecco bene, qui ci sono dei sacerdoti, anche miei amici, miei carissimi amici, certe cose potete farle come si facevano una volta, si facevano ancora all'inizio di questo dopoguerra. Le processioni fatele e fatte cantare, fate delle rosarie, il sarto e le selezioni, le prediche le facevano, imparate anche voi preti giovani a fare la predica in sardo, magari non la messa soltanto. I canti che si facevano in sardo prefaceteli nelle vostre chiese, magari soltanto in una messa, tutto quello che era, diciamo così, il contorno importante. In questa era la vera partecipazione del popolo di Dio, del popolo di Dio. Di quel popolo di Dio che queste cose le afferrava e quando le parlava diventavano parole, no? Mentre il mistero era mistero, vi facete, questo potete farlo. Comprendo bene voi sacerdoti che da soli non potete farlo, avete bisogno di tutto il contorno, no? Delle parrocchie e così via, però queste cose potete farle e fatele, per favore.